tutti amici, bentornati sul canale e benvenuti nei Colli Iberici, benvenuti a Toara. Sono nella parte sud dei Colli Iberici e l'avventura che voglio fare oggi qui nelle mie amate colline è attraversare tutti i Colli Iberici dalla parte sud fino alla parte nord. Era da molto tempo che non facevo un video qui dalle mie zone e questo è ciò che oggi mi sento di proporre, mi sento di fare. È una piccola impresa personale e seguitemi che ci andiamo insieme. Avanti tutta, saliamo, ciao, let's go, vamos! Qui è il primo posto che vi voglio portare oggi. Questo è il covolo di San Donato, antico convento. Poi negli anni è stato soppresso sia dalla Repubblica di Venezia sia dall'era napoleonica, le varie conquiste. Diventato poi anche un convento, una casa ecclesiastica per le suore, e tutto ciò che ne rimane oggi di questo antico convento. Si pensa che l'abside fosse a ridosso proprio della roccia, della montagna, dove appunto c'era questo covolo, mentre l'edificio di qua è stato costruito più avanti e fu un convento di suore. Però è un posto davvero incredibile dei nostri Colli Iberici, un posto di quelli magici, un posto dove assolutamente bisogna venire per godere di un paesaggio fantastico. E in mezzo a questo bosco ci troviamo ai 415 metri del Monte Tondo e ho volutamente omesso un particolare prima. L'eremo di San Donato è stato anche un ricovero per i militari durante la guerra e qui intorno ci dovrebbero essere dei segni e delle tracce, dei trinceramenti, probabilmente una garitta, e adesso sto cercando il punto designato. Ovviamente, fortunatamente, tutta la vegetazione è cresciuta sopra quello che è stato il disastro dell'uomo e quindi da un lato, se lo trovo mi fa piacere, ma se non lo trovo forse è anche meglio. Sappiate che qui nel Vicentino si sono combattute delle cruente battaglie e tutto il territorio ne porta i segni. Probabilmente queste sono le tracce
del rifugio di sentinella che si usava nella prima guerra mondiale, proprio qui in mezzo al bosco. E adesso, dopo aver visto anche questo particolare interessante, torno a scendere. Questo è un giro che mi sto inventando di sana pianta solo per il gusto di fare dal sud al nord tutti i colli iberici. È un giro che ovviamente ognuno può fare a proprio gusto, a proprio piacimento. Io sto scegliendo di fare appunto Toara, Villaga, l'eremo di San Donato, questo passaggio in mezzo al bosco. Adesso riscenderò di nuovo per poi rituffarmi giù di là, perché io devo superare tutti questi colli per arrivare dall'altra parte. È un percorso che sto tracciando, work in progress, non è segnato, non è mappato, ed è anche un'avventura che in allenamento ci può stare benissimo. Andiamo, perché mi sento molto bene, sono contento di fare questo video per voi, perché portarvi nelle mie zone è un gusto e spero sempre che qualcuno se ne innamori. Vamos! Un po' di dettagli sia per ricordarlo a me stesso sia per ricordarlo a chi volesse fare questo percorso ed è della zona. Praticamente quando sono uscito fuori dal bosco sono uscito in prossimità della trattoria a Scudelletta ed era proprio il punto che volevo e che cercavo. Qui sulla mia destra San Giovanni Monte e di là si va a Zovencedo, mentre se si scende di qua si scende per Barbarano, quindi direi che il percorso che sto cercando è proprio questo. Lì dall'incrocio tra Zovencedo, Barbarano, San Giovanni in Monte, io ho proseguito per il sentiero che si trova dietro a quell'allevamento. Praticamente sono immesso nel sentiero numero 79 che sto facendo a ritroso e adesso praticamente sto andando in direzione San Gottardo. Molto bene, a San Gottardo allora ho appena passato il cartello d'ingresso del paese, ho preso subito la strada a destra, mi sono infilato nel bosco e sono uscito praticamente in quello che è la classica fontana che tutti qui in zona conosceranno. Adesso io punto dritto a Perarolo. Il tentativo è sempre quello di non fare tanta strada asfaltata, quindi adesso io attraverso la strada
e qui dovrei trovarmi ad incrociare una strada dentro a quel bosco là, se ben ricordo. Adesso sono nelle zone che conosco e quindi spero e penso di non avere più problemi, quindi in teoria adesso dovrebbe essere tutto molto più facile. La parte che non conoscevo è passata, adesso l'unica cosa è che qui intorno sta cominciando a girare un bel temporale, minaccia pioggia, sicuramente arriverà, ma va bene così. Sta piovendo ed io accolgo con gioia anche il disagio, e nel disagio mi vengono anche i momenti di riflessione. Allora, a marzo, vi ricordate, ho fatto il cammino di Gran Canaria dal sud al nord dell'isola, cammino di Santiago di Gran Canaria. Oggi ero veramente rotto le scatole questa mattina quando ho visto che ci sarebbe stato maltempo e non avrei potuto andare a camminare in montagna. Allora ho cercato di farmi venire un'idea e una curiosità e ho detto ma porca miseria, ma ho fatto un'isola dal sud al nord, perché non fare la stessa cosa con i miei colli? E niente, mi sono messo in testa questa cosa e quindi ho usato la fantasia, ho usato la curiosità. In questo frangente sono andato anche un po' all'avventura, quindi il consiglio di oggi è buttiamoci che non è mai sbagliato, qualcosa poi succederà sempre ed è bello che succedano le cose, lasciamole accadere, che poi no, risulta anche una grande impresa dire ho fatto i Colli Iberici dal sud al nord. Cazzo! Ed è la cosa più prossima che avevo, la cosa più vicina, e bisogna anche essere una sorta di maghi, di alchimisti, per rendere gradevoli, magiche, inusuali le cose che di solito risultano banali e scontate. Provate a pensarci, fatelo anche voi con le vostre cose più vicine, se avete voglia di fare delle escursioni con i vostri sentieri e le vostre montagne vicino a casa. E potrebbe essere veramente un bel gioco di affinare quella spiritualità e quel contatto anche con le cose che di solito non diamo tanta importanza e tanto valore. Alleniamoci a questo, e già per oggi ho parlato troppo, quindi andiamo avanti. C'è il bellissimo temporale, sta piovendo, godiamocelo. Arrivati, altro punto caratteristico, iconico, da dove partono diversi trekking e diversi sentieri della zona. Qui siamo nella pinetina di Brendola. Adesso per me è tutto un dritto fino a casa, ed è un dritto con questo tempo. Mi hanno detto che giù anche grandinato, io al momento sono ancora asciutto e spero di arrivarci toccando dappertutto fino a giù. Vai
Vamos! Chiesetta della Salve Regina. E giù, il tempo minaccia, quindi bisogna sbrigarsi. Bene ragazzi, il maltempo ha colto anche me, ma sono riuscito nell'impresa di attraversare da sud a nord i Colli Iberici. Sono partito da Toara, sono arrivato ad Altavilla praticamente e abbiamo visto insieme un sacco di cose. Abbiamo visto il Covolo all'inizio, abbiamo visto postazioni di guerra, abbiamo visto vigneti e tradizione contadina, boschi bellissimi, abbiamo visto il sole, abbiamo preso la pioggia e anche per questo video io vi saluto. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto e dai, interagiamo, cerchiamo di creare rete e comunità, scambiamoci informazioni, messaggi e quant'altro. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao ciao!